Carissime amiche e carissimi amici, il Museo di Noddonia ha nuovi ospiti e nuovi cimeli. Questa volta gli ospiti e i cimeli arrivano direttamente da Messina e abbiamo Giovanni Rodilosso che, per chi ha seguito il Museo di Noddonia, lo nomina sempre come uno dei più forti attaccanti che c'è stato nella provincia di Messina, e poi abbiamo anche Mimmo Previti, un difensore libero terzino, però ci spiegherà lui dove ha giocato. Poi abbiamo delle vecchie conoscenze, Giovannino Camuglia, Nino Donia, Santino Micale e Mario Italiano. Vai. Allora, signor Prete, che ha portato per Nino Donia? E ho portato una maglia che tenevo gelosamente a casa e, come dice Giovanni Rodirosso, è molto meglio esporla da Nino che conservarla a casa. Ho conosciuto Nino quest'estate, è stato un onore da parte mia, oltre che un piacere, e il merito è di Felice Miceli e Giovanni Camuglia. Ho avuto il piacere di conoscerlo prima a Spadafora e poi siamo venuti in gruppo qui a trovarlo. E vi dico semplicemente che ho provato una soddisfazione straordinaria, perché è una persona umile, una persona trasparente, e lo vedo come persona genuina. E da lì è scattato un qualcosa dove ho ritenuto opportuno far sì che anche i miei amici, pochi a Messina, pochissimi, però ci sono, e hanno contribuito anche loro, e quindi sono qui per... e se trovo qualcos'altro quando torno a casa di vecchio, sarà mia cura darla a questo grande amico che soltanto quando ti sorride è straordinario. Vediamo che maglietta è, che maglia è per... Una rappresentativa vecchia, di lana, e meglio, penso che la custodisce meglio lui che io. maglia rappresentativa di prima categoria, Sì. al maestro al Museo di Noddonia. Di Nino Donia. Il ricordo, ricorda a me il piacere di essere ricordato. Sì. Complimenti. È una frase... Bella dedica. E beh, lui merita anche qualcos'altro, però Questa qua invece, quella invece è queste firmata da tutti, dalle da tutti vecchie noi glorie dello in un sport. raduno, e allora ce l'avevo sempre conservata a casa, l'altra ce l'ha Pippo Gitto, e allora ho ritenuto opportuno, parlando prima con Giovanni, ma sì, dagliela, e ho dato sia la maglia che il pallone. Giovanni, quando troverà altri cimeli, li porterà lui, perché ne avrà qualcosa. Tanto saranno costruiti bene qua. Allora, Sì. questa maglia praticamente dà l'inizio ad una chiacchierata che si è tenuta in un bar quando è arrivato Domenico Previti, qui a Messina, quando si è trasferito di nuovo a Messina. Trasferito no, momentaneamente. Momentaneamente, lo dice lui. E praticamente, prima di questo raduno, lui butta lì una sua idea di fare un libro, qualcosa che ricordasse, diciamo così, il passato dilettantistico di Messina. E da lì a qualche mese ci siamo messi sotto e abbiamo realizzato questa bella opera, chiamiamola così, ed ha avuto un discreto successo. Dopodiché, da lì è nata l'iniziativa di un raduno che, grazie anche al mio fratello Angelo, che ci ha trovato una location, diciamo, bellissima, cioè all'Arsenale, nella zona dove c'è la Madonnina all'interno, e lì ci siamo rivisti con una guida, diciamo, che ci ha portato in giro per la Marina. Ci siamo rivisti un po'. C'era Enzo Di Palma, naturalmente, che ci onorava della sua visita, e poi erano tanti comunque. Da lì è nata, diciamo così, questa passione di rivederci e di fare. Questo raduno, che poi la maglia, diciamo così, lo descrive esattamente. Con tutte le firme. Sì, alla fine abbiamo firmato, diciamo così, una maglia per ricordo, tutti i personaggi, diciamo, che c'erano in questo raduno. E poi da lì c'è stato un attimo di un buco, ecco,
non c'è stato più un seguito dopo. Ecco, Nino Donia ha risvegliato di nuovo, diciamo così, questa passione e questo ricontattarci di nuovo e rimetterci di nuovo in gioco, ecco. E l'idea del museo è straordinaria, naturalmente, ha risvegliato in noi di nuovo la voglia e il desiderio di vederci, di incontrarci di nuovo e di portare soprattutto e arricchire questo luogo, diciamo, di storia, perché poi alla fine qui c'è la storia di Messina, della provincia, certo. e di tutta quella gente che ha fatto la sua parte, ha recitato un ruolo in qualche modo, importanti e anche meno importanti. In un periodo dove il calcio a Messina era quello che era, diciamo così, e più volte Messina, Catania, Palermo sono arrivati al fallimento, e i dilettanti erano quelli che tenevano ancora viva, diciamo così, il calcio in Sicilia. E quindi dietro qui c'è tutta la storia, o gran parte della storia, e è solo l'inizio. Naturalmente l'idea è quella di arricchirlo sempre di più e scherzando gli ho detto a Nino Donia che dovrà comprare qualche altro immobile per tenere un po', perché non appena finisce questo spazio poi... Il muro sta per finire, infatti, l'ho detto pure io. Quindi dovremo trovare qualcos'altro, prenderemo il locale accanto, lo sfondiamo, insomma. Quindi... E Giovanni Rodilosso dove ha militato? La mia carriera è un po' strana, un po' particolare. Insomma, sono partito dal Messina come tanti e poi provinciale, Villafranca, Paternò, Cosenza, Salerno, insomma. Una bella carriera. Sì, un'esperienza così di poco all'estero, poi sono tornato di nuovo qui, Lamezia, Barcellona, Noegea. Noegea, sì, Quindi, proprio voglio dire, una carriera sì. importante. Sì, sono andato da un fiore all'altro, insomma. Lino, che dire su queste belle parole di Giovanni e di Domenico Previti? Che cosa devo dire? Sono emozionato con queste belle parole, perché non mi aspettavo di avere questa accoglienza di tutto, va, sono emozionato, non ci sono parole. Vabbè, Questo invece ci voleva qualcuno che ci stimolasse, perché tutti volevamo tornare ai vecchi tempi. Che E tu ci hai stimolato, Nino. Ti ringrazio pure a voi perché avete collaborato per fare per il Mario Italiano, per le magliette, Rodilosso, Mimmo Previti, Benenato e altra gente, Ciappera, Felice Miceli. Sono emozionato, non posso parlare più perché sono emozionato, perché è una cosa troppo bella. Mimmo Previti, invece dove hai militato? Come Giovanni ho iniziato al Messina, come da ragazzino, e non hanno creduto in me, sono andato al provinciale e da lì insomma, sono arrivato anche in prima squadra. Essere la riserva di Gorizzo non è da tutti, a 17 anni soprattutto, però al di là di questo contentissimo perché sono andato poi in prestito al Monforte dove mi hanno accolto molto bene, però essendo in prestito non ero un capitale della società, per cui poi ad un certo punto sono tornato al provinciale, ho fatto un anno, le cose non sono andate bene in campionato, però il calcio è anche questo, e dopo ho fatto una scelta di vita perché diciamo che sono stato trattato male da un dirigente importante del provinciale. A quel punto ho detto chiudiamola, tanto non campavo col calcio. Giovanni sì, io no. E poi ho fatto una scelta di vita, ho lasciato perdere, ho chiuso nella Riccia nel Lazio. Hai cambiato pure zona. Poi la carriera da collaboratore tecnico cambia tutto, poi lì, quella è un'altra pagina. Però il calcio di una volta non c'è più. No, quello non esisterà mai più, la tristezza è questa, non esisterà mai più, purtroppo. Purtroppo ogni sì. volta che mi incontro con gli amici si parla proprio di questo. Tutto altro calcio. Sono termini di paragone che non ci stanno più. No. Non ci stanno più. Tutta un'altra cosa. Sì. Giovanni, vuoi aggiungere qualcosa? No.
A posto. Sono emozionato come Nino. No, sono emozionato per Vieni davvero. emozionato, dai. Mario, Perché non pensavo di aver... No, niente, partecipare a queste riunioni mi fa rivivere anche a me la gioventù, anche se non abbiamo fatto numeri con squadre enormi, però quella gioia di giocare in questi campionati nostri credo che sia un bellissimo ricordo e Nino lo sta riaccendendo, quindi ogni volta che veniamo qua riaccendiamo quei bei tempi. Santino Micale. Ai tempi quando un amico, tuo papà, faceva i voli con gli 80 kg e se non vado errato sia una delle prime foto Sì. che rappresenta proprio quella voglia di giocare, quella voglia di stare insieme che purtroppo vedo che oggi ormai il calcio non ha più questo modo di intendere il calcio, è tutta un'altra cosa. Questo è pure Penso vero. che È il venuta calcio, la tecnica, il calcio non è venuta- che è cambiato, diciamo così, Il modo è di- la vita che è la vita è cambiata diversa, certo. e gli uomini sono cambiati, Sì, sì, quindi il calcio adesso non va più interpretato come una volta. Certo, Il certo. calcio ora è social, è Instagram, è YouTube, la gente fa soldi con le visualizzazioni, Certo. cioè è tutt'altra cosa. Tutto Una altro volta c'erano delle realtà, c'erano delle persone che facevano 30-40 gol, ma non li conosceva nessuno, perché non c'era la diffusione che c'è oggi Sì, sì. dei social, dei media. Oggi con un telefono tu vedi l'attaccante giapponese, quello che ha fatto questa settimana. Quindi c'è una diffusione capillare e si sa tutto di tutti. Certo. Cioè una volta il successo era confinato solo nella provincia, Penso che tanti giovani avrebbero fatto molto molto di meglio. più naturalmente. Se erano, E ce n'era- se e ce erano n'era. più, Sì, sì. Dire che è più bello allora forse era più genuino. Era più Era semplice, più- più semplice. la Mi ricordo che nostalgia, con Nino forse. scendavamo in un campetto qua a Annunziata, che è una contrada fra San Pietro Ah, e sì. Monfort. Il terreno era pieno di brecciolino, di pesce e noi giocavamo possibilmente con le scarpe rotte pure. Quindi oggi pensiamo di queste cose, oggi c'è Ah, tutto sì. un altro modo di intendere però anche per queste cose, c'è più ricchezza per Non sta questo. pigliando. Sta pigliando. Va bene, concludiamo questo bellissimo incontro, molto emozionante questa volta, devo dire, più delle altre volte, devo dire. Nino, Sì. le parole di Giovanni e di Mimmo Previti hanno toccato il cuore di Nino Oddonia, complimenti. Ringraziamo Per fortuna che Giovannino Camuglia, per fortuna Mimmo Previti, che un difensore sa assorbire, Giovanni Rodilosso, Santino Micale, Mario Italiano e concludiamo con Nino Oddonia. Vuoi dire qualcosina? Ciao, grazie a tutti. E non finisce qui. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao Giuseppe. Avanti, prepariamone.